Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi parlerò dell'importanza del silenzio. In molte scuole iniziatiche è una pratica che viene assolutamente consigliata in quanto il silenzio aumenta la capacità che si ha poi di dare forza e vigore alle proprie parole. In un certo senso, il parlare in modo continuo, dando così fiato ai propri pensieri in modo ininterrotto, svuota di potere le nostre parole. Oltretutto, agli occhi delle persone, questo atteggiamento può essere frainteso, magari non percepiscono in questo un processo di pensare ad alta voce, ma potrebbero recepire invece una mancanza di personalità, poiché in un discorso magari la persona che ragiona a voce alta cambia spesso posizione, no? Proprio perché segue l'evolversi dei suoi pensieri, mentre magari un'altra persona esprime soltanto un punto di vista che ha raggiunto dopo aver riflettuto e dopo essersi fatto una sua opinione delle cose. Dunque, su una bilancia, una persona che è molto cerebrale e che è molto attiva dal punto di vista verbale può appunto sembrare meno affidabile di un'altra persona che magari tace e si esprime soltanto quando ha chiaro che cosa pensa di un qualcosa. Questo per esempio è una prima riflessione che vi invito a fare quando appunto vi accingete a parlare con gli altri, magari nel timore di non sapere cosa dire e dunque riempite questi vuoti sentendo la necessità di creare una connessione a parole. In realtà una connessione si crea sempre prima a livello energetico e già da lì si sente se ci arriva un disagio o un qualcosa di positivo, se abbiamo un ritorno positivo anche solo nel silenzio, cosa che appunto è difficile percepire se parliamo. Quando parliamo infatti non abbiamo la possibilità di concentrarci anche sulle altre percezioni che ci arrivano anche in modo sottile. Dunque non abbiate timore di non riuscire a legare con le persone, perché non è certo con le parole che noi ci leghiamo, ma anche, non esclusivamente. Inoltre poi rischiamo di vanificare, come ho detto, e di svuotare il potere della parola. La parola crea, la parola segue sempre un processo di elaborazione mentale ed è quello che arriva, insomma, dopo ed è quello che dà quella spinta creativa. Se noi osserviamo in effetti come funziona ehm, questo procedimento, proprio guardandolo dall'origine, noi captiamo con la nostra antenna, con il nostro cervello, una scintilla, un'idea, un qualcosa che proviene dai regni superiori e che noi percepiamo come nostra, come una nostra iniziativa, una nostra idea, ma in realtà noi l'abbiamo colta e raccolta, la accarezziamo, dunque la pensiamo, la sviluppiamo, la personalizziamo e poi la mettiamo in atto. Dunque anche la stessa cosa avviene prima di parlare. Pensiamo a un qualcosa, formuliamo rapidamente il nostro pensiero e poi lo verbalizziamo. E questo il modus operandi di tutto, cioè se stiamo ad osservare come procedono le cose, vedremo appunto che sempre inizialmente c'è un pensiero, l'elaborazione di questo pensiero e poi la verbalizzazione. Così come inizialmente c'è un'idea, l'elaborazione dell'idea e poi la messa in pratica. Tutto segue appunto questo percorso, questa struttura. Ora, oltretutto, oltre al fatto che si svuota di potere la nostra parola, che invece deve essere ricca, deve poter trasmettere, trasferire molto di più di quello che fa solo a parole,
ma che non può fare se queste parole sono svuotate, perché eccedenti, eccessive, è come quando ehm, logoriamo un qualcosa usandola troppo. Quella cosa lì continuerà ad avere la sua funzione, ma non sarà più forte, non sarà più incisiva come nei primi tempi o come quando viene appunto usata e gestita con parsimonia. Detto questo, entro ancora in più nel merito di questo argomento. Abbiamo tutti bisogno di qualcuno con cui parlare, questo è fuori discussione, sebbene ci sia chi ne abbia più bisogno, chi meno. Ricordiamoci che è vero che spesso le amicizie strette ci portano ad aprirci, a desiderare di condividere ogni cosa con le persone che abbiamo intorno, magari con un grandissimo amico o con qualcuno che consideriamo molto caro, perché comunque nel tempo appunto abbiamo legato e ci sentiamo molto più vicini, forse anche per un qualcosa che abbiamo condiviso insieme o per qualcosa che ci accomuna. Ma dobbiamo sempre tenere a mente alcune piccole cose. Per avere appunto degli scambi e delle relazioni interpersonali felici, ehm, dobbiamo ricordarci queste cosine, questi piccoli accorgimenti. In prima battuta non parliamo, se è possibile, di problemi di salute oppure di problemi relazionali di coppia, cioè evitiamo di ammorbare i nostri amici con i nostri problemi. È vero che cerchiamo conforto, è vero che abbiamo bisogno magari di un consiglio, ma un conto è chiedere un consiglio, un conto è riempire la testa alle persone che abbiamo intorno con i nostri problemi. E dobbiamo prenderci la responsabilità del fatto che quando noi parliamo ad altri delle nostre cose, queste persone vengono saturate, vengono riempite, noi trasferiamo su di loro il nostro disagio. È chiaro che io sto parlando soltanto in termini di amicizie e ripeto, abbiamo tutti bisogno di parlare con qualcuno, perciò invece di ammorbare i vostri amici, chiamate persone che sono apposta, fanno quello di lavoro, vi ascoltano, vi possono consigliare oppure vi possono aiutare in un vostro percorso. Può essere uno psicologo, può essere un medico nel caso di problemi di salute oppure qualche altra persona di vostra fiducia che comunque pagherete per il tempo che passerà con voi, ma vi assicuro che vi sembrerà squallido, ma la vostra vita migliorerà nettamente, perché quando voi intossicate i vostri amici, di conseguenza vi auto-intossicate. Non potrete più avere lo stesso rapporto che avete, un rapporto spensierato e costruttivo, se cominciate a dare fiato ai vostri problemi, alle vostre cose. Considerate anche che quella persona in quel momento è la vostra più cara amica, ma la vita non vi può garantire che quella persona vi sarà sempre accanto. Dunque voi vi rendete vulnerabili un domani di essere sottoposti a giudizio, vi rendete vulnerabili nel fatto che poi quella persona può, non è detto che sia così, ci sono persone che non lo faranno mai, a prescindere dall'interruzione o meno del vostro rapporto, ma un domani quella persona potrebbe parlare delle vostre cose. Dunque, perché mostrare il fianco? Nella vita è sempre meglio riguardarsi. Al massimo potrete scegliere magari un familiare stretto, qualcuno che ha condiviso con voi molte cose, che può capirvi perché ha le stesse esperienze che avete voi, gli stessi vostri genitori oppure a parenti in comune, insomma qualcuno che sia veramente vicino, che possa capire il perché, il per come ragionate in un certo modo, perché condivide con voi proprio le basi, l'ABC del vostro pensiero e della vostra educazione. Non solo, ci sono anche altre cose che è meglio tacere, come per esempio appunto parlare di problemi di famiglia. Abbiamo detto problemi sentimentali, problemi di salute, ma anche problemi di famiglia. Pensate a quanto possa essere brutto se magari in quel momento non lo pensate, però vi sfogate magari di quello che vi ha fatto vostra madre, vi faccio un esempio, mamma mia qui, mamma mia lì, poi magari giustamente vostra madre è vostra madre,
Voi siete il figlio o la figlia, dunque per quanto possiate dirvene, la cosa comunque normalmente va a risolversi, però pensate quanto possa essere brutto per la madre, magari trovarsi a parlare con una persona che possa poi riportarle o determinati commenti che poi estrapolati magari dal discorso non fanno che peggiorare i rapporti che magari erano già tesi e difficili. Dunque evitate assolutamente. Anche qui rivolgetevi piuttosto a qualcuno che vi possa ascoltare e darvi dei suggerimenti per il vostro bene e non perché oggi tira per voi e vi dà ragione anche quando non l'avete. Dunque è importantissimo anche questo. Non condividete le vostre buone azioni, perché una buona azione vera è un'azione che nasce e muore, tra virgolette, nel silenzio, cioè nessuno che voglia veramente fare una buona azione va dicendo in giro quello che ha fatto, perché a quel punto in realtà non è una buona azione quella che intendeva fare, ma era mettersi magari in mostra, mostrare la propria bravura, la propria sensibilità e quant'altro, e dunque non è una cosa dell'anima ma una cosa dell'ego. Questo è importante. Un'altra cosa che a livello strategico e a livello occulto non dovete mai fare è condividere i vostri obiettivi. I vostri obiettivi sono soltanto vostri. È certo, è matematico che quando condividiamo i nostri obiettivi, questi obiettivi cominciano a subire cambiamenti di rotta, ostacoli e quasi certamente una persona che ha parlato troppo presto si trova a dover affrontare tantissime difficoltà che non aveva preventivato e cosa che magari non si sarebbero verificate se avesse taciuto. Non vi scordate che per quanto possiate avere intorno persone che vi vogliono bene, il fatto di avere le idee chiare su cosa volete fare può essere motivo di gelosia, invidia oppure anche di qualcuno che dice sì, figurati se questo ci riesce. Dunque non ha alcun senso esporsi, tenete le cose care, tenetele per voi, anche i problemi, a meno che non siano problemi veramente immensi, allora in quel caso rivolgetevi a chi di dovere. È chiaro, se per esempio ci sono situazioni di violenza domestica, rivolgetevi a chi di dovere. Non è che dovete tacere per non ammorbare gli amici, ma andate e risolvete queste cose, ma rivolgetevi a chi vi possa dare quella forza, vi possa dare quel coraggio, che vi possa sostenere, senza tradirvi mai, perché non ne ha nessun interesse. Questo è l'unica cosa che dobbiamo imparare a fare. E la stessa cosa dicasi per quando abbiamo delle paure, anche le paure non vanno condivise. Sebbene magari si trovi a parlare in qualche occasione possa essere divertente, però un domani potrebbe essere una fonte di problemi aver detto a qualcuno di cosa soffriamo e di cosa ci spaventiamo, perché possiamo diventare appunto vittime della nostra stessa confidenza, cioè quella persona ha un'arma, uno strumento per eventualmente farci qualcosa che non va o che comunque ci farebbe soffrire. Detto questo, che a volte può sembrare superfluo, ecco, fare un elenco del genere, però in realtà, oltre a essere una serie di consigli di vita molto, molto banali, molto semplici, hanno una spiegazione nell'occulto, poiché ogni volta che noi condividiamo qualcosa con qualcuno, noi ci leghiamo a quella persona e diventiamo vulnerabili, deboli, poiché quella persona può sostenerci, ma può anche farci del male. E comunque, ad ogni modo, noi stessi, aprendoci con questa persona, la coinvolgiamo in cose che non le competono, oppure, ancora peggio, la carichiamo di un peso o la svuotiamo di energie, cioè noi quando parliamo e siamo colmi di ansie e di preoccupazioni, chiaramente diventiamo dei vampiri energetici. Dunque preveniamo tutto questo proprio perché noi non abbiamo bisogno di allontanare gli amici, ma di conservarli, di condividere dei bei momenti e se un amico ci vede in difficoltà lo capirà, ci vedrà lui stesso, non abbiamo bisogno di attirare l'attenzione più del dovuto.
E comunque la cosa più bella che noi potremo fare è svagarci, e comunque elaborare dentro di noi quali sono le strategie più adatte a noi. Nessuno ci può consigliare, a meno che appunto non sia talmente distaccato e talmente elevato moralmente e spiritualmente, nessuno ci consiglierà mai cosa fare o cosa non fare, perché dovete capire, dobbiamo capire, questa è una cosa che a mio tempo io ho dovuto capire, che il nostro percorso è nostro, le nostre prove sono nostre e se Dio le ha messe a noi, servono a noi. Se ce le ha messe, sono utili per il nostro percorso e la nostra crescita. Dunque non troveremo come svicolarle, perché le ritroveremo più avanti nel nostro percorso. Le dovremo affrontarle noi, trovare noi il modo migliore per superarle. E qualsiasi persona che ci possa dare un consiglio potrebbe darci il consiglio che è giusto per quella persona, ma non è detto che sia giusto per noi. Il consiglio più giusto che ci possano dare è guardati dentro e cerca di sentire cos'è la cosa più giusta per te. Ed è quello che io dico a voi. Poi è chiaro, ci saranno persone che vi potranno aiutare, persone che lo faranno molto volentieri, fanno quello per lavoro, si dedicano nel modo più opportuno, sanno come scaricarsi poi di quello che accumulano e così via. Voi avrete una persona distaccata che vi potrà dare una mano e le vostre relazioni resteranno sempre immacolate, sempre valide. Ricordatevi che è per la vostra stessa felicità che dovete imparare a tacere o a parlare nei momenti giusti. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui e vi rimando insomma alla prossima condivisione, al prossimo appuntamento. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegard.